L'anello di Cadolten inizia proprio qui. Eccolo qua, vediamo la sagoma. Eccolo qua. Oh, ce l'abbiamo fatta. Anche con la nebbia fitta. Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo in Cansiglio, per la precisione al Passo La Crosetta. Faremo un percorso molto semplice, piuttosto breve, con pochissimo dislivello, che si chiama l'Anello di Cadolten. In teoria, per fare questo anello bisognerebbe partire da casa Cadolten, che è raggiungibile in auto lungo la strada che porta in cima al Pizzoc. Ma noi abbiamo deciso di allungare un po' l'itinerario perché è molto suggestivo da questa parte e quindi partiamo dal Passo La Crosetta. La partenza è proprio dietro al parcheggio, ma non c'è nemmeno un cartello e nemmeno un segnavia, che qualche anno fa c'erano. Adesso sono completamente scomparsi. Il sentiero è il 982 e probabilmente ci sarà qualche segnavia più avanti. Certo, se uno non lo sa, fa fatica a immaginare che sia questo il sentiero. Tra l'altro, in questo tratto siamo in comune con il sentiero H2 e dopo meno di 10 minuti dalla partenza ecco finalmente un cartello del 982 che seguiremo fino all'inizio dell'anello di Cadolten, il nostro anello di Cadolten. Il percorso in questa parte non è proprio ben segnalato. Qui ad esempio c'è un bivio e si deve andare a sinistra. Bisogna saperlo perché non c'è nessuna indicazione. Ah no, eccone qua una. No, c'è un'indicazione, però non è proprio al bivio. Arrivati presso questa piccola casera, troviamo le prime segnalazioni vere e proprie. Malgacoro, che farà parte dell'anello di Cadolten, non il Monte Pizzoc, Pian dell'Erba, dove praticamente inizierà, e proprio Cadolten.
Arrivati a questo bivio si gira a sinistra e c'è un cartello proprio qua che indica Kadolten. Seguiamo sempre il 982. Che zuppa! Ci sei? Non si vede praticamente niente, a 10 metri non si vede. C'è la nebbia tipica del Cansiglio. Bellissima atmosfera però. Sì. Ecco, questo qui è l'inizio del Pian dell'Erba. Adesso noi andiamo ancora avanti, lo tagliamo praticamente tutto e arriviamo all'inizio dell'anello. Arrivati a questo bivio, il 982, c'è un cartello sulla destra, manda a destra. L'anello di Kadolten inizia proprio qui e noi andiamo a sinistra perché prima di arrivare a Malgakoro, che è uno dei punti di interesse del nostro percorso, andremo a visitare il Grande Faggio. Ecco il Grande Faggio. Si vede già in lontananza. Quello lì è il Grande Faggio. Adesso siamo in autunno, le foglie non ci sono quasi più e si vede meglio che in realtà non è un faggio, ma sono due affiancati. E qui costeggiamo il recinto e seguiamo il cartello per San Floriano. Questo è il sito San Florian, manca la O. Ma prima ovviamente saliremo a sinistra per il Grande Faggio, in cima al Monte dei Foresti. Il recintato? No, non è questo. Oh no, No, è un hai altro ragione. simile. No, è quello lì. Niente. Lo hanno recintato perché sarebbe quello lì, cioè è quello lì. Spunta a metà ormai. È stato recintato, non si può più salire. Ah, che peccato. Che peccato. Niente. Proseguiamo per San Floriano. Ecco, e arrivati qui c'è un segnavia, il 982 ormai l'abbiamo lasciato, c'è un 1036A che ci porterà a San Floriano. Proviamo scendendo di qua a vedere se riusciamo a raggiungere la cima del Monte dei Foresti dove c'è il Grande Faggio. Nel frattempo è tornata la nebbia, non si vede più niente. Facciamo un tentativo, vediamo se siamo fortunati. Dovrebbe rasentare la recinzione e portarci sopra aggirando nel versante sud. Vediamo un po'. Stiamo camminando proprio alla cieca. Non
si vede niente. Tornata la nebbia, non si vede niente, sarà una visibilità di 20 metri al massimo. Qui il 1036A, ecco, qui non ci sono più tracce evidenti, ma noi giriamo a sinistra. Qui c'è modo di camminare belli comodi e in pochi minuti dovremo arrivare ai due faggi. Eccolo qua, vediamo la sagoma. Eccolo qua. Oh, ce l'abbiamo fatta. Anche con la nebbia fitta. Eccoli qui, i due faggi che sembra uno solo, visti da certe angolazioni. E adesso è autunno inoltrato, le foglie non ci sono più, per cui si capisce meno. Però guardate che bello! È appena fuori dalla recinzione. Sì, esatto, è appena fuori dalla recinzione, abbiamo dovuto fare tutto il giro e quindi adesso dobbiamo tornare sui nostri passi e andare a San Floriano. Bene, missione compiuta. Adesso torniamo fino al bivio e alla casera di pochi minuti fa e la prossima tappa sarà San Floriano. C'è un cartello, si legge male, ma c'è scritto Lama Campo Cadolten. La nebbia è fittissima, ma si capisce che il lago è piuttosto carino. San Floriano col suo capitello. E siamo già passati per di qua, quando abbiamo fatto il sentiero William Barry, che proviene da là e sale per così. Bene, adesso saliamo su a destra. Prossima tappa, Casa Cadolten. Eccoci arrivati a Casa Cadolten. Come detto all'inizio, volendo fare l'anello proprio semplice e più breve del nostro, si porta la macchina fino a qui, si fa il giro in senso orario e si torna qui in meno di 2 ore. Prossima tappa, a una decina di minuti, Magliacoro. La malga? Sì, Magliacoro. Vediamo se è aperta. È chiusa. Sì, è chiusa.
Sarà anche chiusa Malgacoro, ma qui c'è un cartello: se la vita ti stressa, pane, vino e soppressa. È un vero peccato che Malgacoro sia chiusa, anche perché risultava sul sito e anche sul cartello lì aperta nelle domeniche di ottobre, e oggi è l'ultima domenica di ottobre eppure è chiusa, e a noi era già venuta voglia di pane, vino e soppressa. Ecco, tornati giù da Malgacoro, giriamo a destra e in questo tratto, molto breve per la verità, siamo in comune con l'antico Troia dei Cimbri. Come si fa? No. Si fa così. Ecco, perfetto. Qui è pieno di sole che non c'è. È un peccato perché questa è una zona molto aperta, panoramica, e si vede ben poco, c'è solo nebbia. Ecco, siamo tornati a Pian dell'Erba e in questo preciso punto si chiude l'anello di Cadolten e quindi adesso basta tornare indietro a sinistra per il percorso di questa mattina. Il percorso è stato molto bello e molto semplice, assolutamente adatto a tutti. Peccato solo per la nebbia che ha nascosto un po' i panorami, però ha anche dato un tocco di misterioso e fiabesco a questo nostro percorso sul Cansiglio. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX, grazie e alla prossima escursione con Antelacus.